Allora, stavo chiedendo un po' alla direttrice se c'è una cultura sufficiente di consumo stagionale anche del pesce, che valorizzi, che consenta anche poi un idoneo consumo. Diciamo che la cultura del consumo del pesce nella stagionalità giusta è un po' nei luoghi dove si conosce la pesca. Quello dobbiamo dire che è anche logico, cioè in città come Chioggia, ad esempio, parliamo di Chioggia perché è il Veneto, gli abitanti di Chioggia sicuramente il 70-80% conoscerà la stagionalità del prodotto, il prodotto a chilometro zero, non quello importato, perché c'è una cultura, cioè sono nati, sono cresciuti in una città di mare, in una città di pesca, dove la maggior parte delle famiglie hanno vissuto e vivono del settore pesca, però è un po' poco, perché abbiamo una regione che dovrebbe, con tutta questa fascia litorale, dovrebbe vivere insomma, avere una diffusa cultura e consumo anche adeguato. Infatti io credo che, come è stato fatto in passato, con Pescagri CIA inizieremo, adesso che diciamo il mondo si sta aprendo, speriamo, con la fine di questa pandemia, noi inizieremo a programmare e a pubblicizzare a livello regionale e nazionale il nostro buon pescato italiano, perché è quello che noi dobbiamo tenere le risorse a casa nostra, ma per il bene degli operatori del settore. Assolutamente, perché il pesce azzurro di cui tanto si parla, che fa bene alla salute, si consuma poco e si ricorre sempre alle solite 4 tipologie semplici di pesce. Però... Carissima Elena, da buon veneto le dico che il pesce di Chioggia è il migliore d'Italia e lo dico per esperienza, grazie. Ecco qui, allora un riconoscimento. Ringraziamo, perché effettivamente è così. E poi se si va a Chioggia si va in pescheria. C'è la pescheria, va bene, il mercato ittico, che quello è per gli operatori, per le parti commerciali, però poi c'è la pesca chiamata la pescheria al minuto, dove tu vai tutte le mattine, e io consiglio di andarci perché è anche molto bella, allegra, dove tu trovi tutte le mattine gli operatori che vendono il pesce al minuto, cioè tu vai lì, compri, acquisti il pesce tutti i giorni della settimana. Però bisogna fare formazione. Su questo lei mi ha dato proprio questa opportunità di dirlo, perché in molte tappe che sono state fatte in Regione Veneto su questo argomento non si faceva solo la degustazione del prodotto, che per carità è buonissimo, e quello è l'attrattiva, no? Il gusto attrae. Insegna anche. Però in quelle occasioni si faceva anche formazione, perché si avvicinavano delle signore, dei signori, chiedevano: ma io mi prendo questo sacchetto di vongole, cosa ne faccio? Poi quando arrivo a casa cosa devo fare? Posso già cucinarlo, devo metterlo sotto l'acqua e sale, perché si ricordavano che bisogna... No, allora gli si diceva no, è già tutto a posto, lo puoi già cucinare, lo puoi mettere in frigo, coperto magari da un panno bagnato. Ecco, la formazione è importantissima, perché molte volte le persone non acquistano, mi sono trovata ad ascoltare casualmente, non acquistano del pesce perché non lo sanno cucinare, non lo sanno conservare, non lo sanno pulire e poi dopo congelarlo, quanto può stare in congelatore. Tutte queste cose noi le dobbiamo dare. Ma soprattutto le persone anche più giovani, che giovani non vuol dire ventenni, perché non si cucinano niente, ma vuol dire anche persone che adesso hanno 40 anni ma che sono di quella generazione, 40-45, che ha bypassato tutto questo periodo, per cui va subito sul surgelato, sul pronto cotto. Prendono le cose già cotte, pronte solo da riscaldare. E invece io credo che questa pandemia, che ci ha tolto moltissimo, credo che abbia dato quel gusto anche di poter cucinare a casa, perché eravamo obbligati, però molte persone, io ho sentito che hanno riscoperto così di avere l'hobby della cucina, e molti si sono anche approcciati al prodotto ittico, perché non potendo andare al ristorante hanno provato. Allora io dico, una di queste cose positive che ci ha lasciato questo brutto periodo,
teniamolo con noi, rafforziamolo informandoci, e noi associazioni dobbiamo fare anche questo. Assolutamente. Presidente, c'è un sufficiente consumo di pesce nella nostra regione? O ne esportiamo anche tanto? Perché abbiamo delle produzioni tipiche, i bivalvi ad esempio, che vengono esportati nel sud, molto apprezzati, da noi non sono così stimati. Mi spiegate perché a Chioggia il pesce costa almeno il 30% in meno che nelle altre parti, eppure è lo stesso? Grazie. E rispondo anche adesso sul fatto che costi meno a Chioggia, poi faremo un passaggio. Chilometro zero. Allora, c'è un buon consumo di pesce, ma credo che sia un consumo che vada migliorato. Lo dicono le diete, lo dicono ad esempio i dietologi medici, la dieta mediterranea. È chiaro che lo dicevamo prima, ognuno trova la risposta all'interno del tipo di pesce che ritiene più opportuno per il suo consumo, quindi ci saranno delle parti che verranno trattenute sul territorio, altre invece che verranno esportate sui territori esterni. Io un passaggio ad esempio che si faceva prima, quello sulla formazione e l'informazione, credo che sia fondamentale proprio per andare anche ad implementare il consumo di pesce nelle famiglie italiane, del pesce soprattutto veneto, perché vede la meravigliosità di questo prodotto è che se viene dal mare, cioè viene dai nostri mari, ha un'indicazione di qualità altissima proprio per definizione, perché è pescato nel mare. Quindi, però è difficile trovarlo da noi. È difficile trovarlo, certo, i costi sono anche costi sicuramente alti, però come voglio dire, facciamo l'esempio anche del settore vitivinicolo, no? Si è investito in formazione, si è investito in promozione, si è investito in educazione, lo dicevamo prima, cioè oggi noi probabilmente se ci metto in tavola un pesce, probabilmente pochi di noi sa come voglio dire curarlo, viscerarlo, la stagionalità dei pesci, quindi è un percorso, lo dicevo prima, quando si parla di filiera, che va messo in piedi a tutto tondo, cioè non serve solo dire ma i pescatori non guadagnano, occorre anche innescare un meccanismo nei consumatori innanzitutto di essere selettivi, di riconoscere, di pretendere quello che è il prodotto locale piuttosto ad un prodotto, voglio dire, pescato all'estero. Però in tutto questo, no, se pensiamo che nel vino noi siamo tutti sommelier, oggi non so, ordiniamo un calice di vino e tutti quanti nel nostro piccolo ci mettiamo un po' ad assaggiarlo, un po' a contemplarlo. Beh, questo deve avvenire anche sul pesce, cioè se io sono a casa e voglio oggi consumare un pesce di stagione, devo avere quella conoscenza che non può essere il consumatore che la va a ricercare, ma dobbiamo essere noi parti in causa che gli dobbiamo permettere anche attraverso tutta una serie di percorsi che sono stati prima elencati, che dobbiamo permettere di arrivare nelle case e quindi formarlo. Questo messaggio, il vero pescatore è quello che tutela il mare perché fonte di sostentamento della propria famiglia, mai farebbe qualcosa di irresponsabile, e poi è lo spazzino del mare tirando su tutte quelle schifezze di plastica. Questo è un altro grande tema che non abbiamo tempo di sviluppare, però di cui si occupa anche Pescagri. Certo. Cioè il pescatore in sé per sé, a salvo le eccezioni vituperevoli, però normalmente il primo che vuole tutelare, che presidia, un po' come l'agricoltore, quello che sistema la terra, che dovrebbe tenere anche i suoi canali aperti per evitare le inondazioni, così lo stesso nel mare, no? Certo, allora a Chioggia io nell'esordio dove dissi è nata Pescagri posi il mio primo obiettivo. Il mio primo obiettivo era quello di mettere al centro il pescatore, proprio anche per questi ragionamenti, cioè il pescatore è colui che vive in mare, sa che un mare sano gli permette di avere pesce in continuità, quindi di avere reddito, quindi va sfatato, cioè il sistema, dicevo, di relazioni politico-sindacali rispetto all'istituzione è proprio questo, nel far capire qual è il ruolo del pescatore, non subire a caduta delle norme che poi vengono fatte in maniera generalista. Chiaro, siamo in chiusura, il tempo è volato, dovremmo dedicarci un'altra puntata per forza, perché sono tante cose da dire. In chiusura, dalla presentazione che è stata fatta venerdì a Chioggia, una frase che è stata detta dalle istituzioni, dall'assessore regionale presente, anziché da qualcuno che a lei ha colpito, che le dà buone prospettive, una frase. Io credo che gli interventi siano stati tutti molto propositivi, dall'assessore Corazzari al rappresentante del Ministero, al professor Piccinetti, la Regione Veneto che era presente con il suo dirigente, tutto è stato propositivo. Io credo che bisogna fare un fermo immagine su queste cose positive e belle e bisogna metterle in pratica e far vedere che vogliamo bene al settore, vogliamo bene agli operatori e noi come Pescagri di CIA siamo a disposizione
per la collaborazione e per l'ascolto di tutti. Benissimo, io vi ringrazio, dedicheremo speriamo altre trasmissioni al settore pesca perché sappiamo che c'è tanto interesse, curiosità e anche poca conoscenza, proprio perché ci limitiamo a piccoli territori, come diceva la Chioggia sì, ma altri nell'entroterra immediato no, e non è corretto. E con questo vi lasciamo, naturalmente la puntata è visibile ancora sempre in replica sul nostro sito internet, ringraziamo CA Veneto e Pescagri, naturalmente in bocca al lupo, e noi ci vediamo domani, grazie. Grazie.